Bentornati in un nuovissimo appuntamento con le previsioni meteo. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa succederà. Come vedete, le correnti fredde di matrice russa continuano a portare nevicate su quel comparto. Da noi una depressione che nel corso dei prossimi giorni nascerà dall'Algeria e continuerà a spingersi verso nord per portare instabilità ancora una volta, però solo al sud e sulle due isole maggiori, compresa anche la Calabria. Qui sono tesi nubifragi, quindi attenzione ad alcune aree che andiamo a vedere a breve. Qualche rovescio interesserà anche la Spagna, ma comunque nel complesso l'alta pressione protagonista invece sul resto del nord. Continuerà questa mitezza sull'Europa centro-orientale, compresa anche comunque il Mediterraneo centro-orientale, quindi assisteremo a tempo nel complesso stabile. Qualche piombigine agirà comunque sulla Val Padana per l'aumento della umidità, quindi annesse nebbie. Andiamo a vedere giovedì. Come vedete, la instabilità andrà a instaurarsi a partire dalla serata, continueranno dei piovaschi da est verso ovest, ancora il transito di aria fredda da nord-est. Tuttavia assisteremo a tempo stabile e soleggiato al nord. Le temperature saranno costrette ad aumentare leggermente, comunque mantenendosi in media stagionale. Questa per quanto riguarda la giornata di giovedì. Vedete appunto l'instabilità sparsa, come dicevo, sulle zone tirreniche, in questo caso anche sul versante ionico tra la Calabria e la Sicilia, e stessa cosa invece sulla Sardegna lungo le coste orientali. Tuttavia nella giornata di venerdì giungerà il minimo vero e proprio, come vedete, instabilità diffusa soprattutto sulla Calabria, in modo particolare Catania e Messinese, ma vedete anche come in generale gran parte della Calabria meridionale risentirà di forti precipitazioni anche oltre 80 mm. Nella giornata di sabato continuerà ad essere di questo minimo, continuerà a salire leggermente sempre più verso la Tunisia per portare forti fenomeni, comunque ricordo sempre, sulle aree in rosso, in questo caso sulla Sardegna, ancora una volta sulla Sicilia comunque avremo dei fenomeni più deboli, e invece in questo caso sarà più coinvolta la Calabria, specie quella ionica, e anche fino alla Puglia, la Basilicata. Comunque man mano che andiamo verso nord i fenomeni tendono sempre più a indebolirsi. Sul nord Italia assisteremo a un aumento della nuvolosità, ma nulla di eccezionale, in quanto l'alta pressione continuerà a essere di protagonista. Non sono attesi cambiamenti nel corso dei giorni successivi. Gli aggiornamenti continuano a dire che questo minimo perdurerà ancora. Vedremo eventuali conferme nel corso dei prossimi giorni. Seguiteci sempre.